Bentrovati in diretta, ore 13, Tele4, insieme a Enrico Eva, direttore Confartigianato Friuli Venezia Giulia. Buongiorno e bentrovati innanzitutto. Grazie dell'invito. Allora, oggi siamo qui per parlare della situazione che vive l'autotrasporto, con una situazione complicata, anche a seguito di quello che è successo nell'ultimo periodo, i rincari dei carburanti e non solo. So che Enrico Eva avere una serie di dati per fotografare la situazione dell'autotrasporto in Friuli Venezia Giulia. Allora, partiamo da dei dati generali, così inquadriamo la problematica nel suo insieme che riguarda tutte le imprese, e poi faremo un carotaggio specifico sull'autotrasporto, che onestamente è la categoria che ne sta risentendo pesantemente di più rispetto alle altre. Allora, in questi 80 giorni di conflitto abbiamo a ieri, quindi vi do una foto a ieri, fotografando gli 80 giorni che abbiamo trascorso di questo infelice conflitto, il gas è al più 38%, l'elettricità il più 12,8%, il gasolio alla pompa più 19,8%. Questi sono dati medi che abbiamo rilevato a livello regionale di aumento su gas, elettricità e gasolio alla pompa. Quindi voi capite che stiamo parlando di cifre impattanti, cifre a doppio numero che sono impattanti per le imprese e di conseguenza sono impattanti per i cittadini, perché ricordiamoci sempre che i costi poi devono in maniera infelice ma corretta per la gestione di un'impresa essere trasferiti, quindi scaricati, uso questo brutto termine, nel consumatore finale che siamo sempre noi. Quindi questi costi stanno impattando sul carrello della spesa, stanno impattando sul farmaco in farmacia, stanno impattando su diverse tipologie di prodotti che da cittadini acquistiamo. Arriviamo all'autotrasporto. L'autotrasporto da sempre, lo dico con sincerità, da sempre trascurato da molteplici fattori e purtroppo trascurato anche da diversi governi che non hanno forse appreso appieno di cosa stiamo parlando. L'autotrasporto che ha visto un crollo soprattutto nel nord-est di padroncini, degli autotrasportatori, perché c'è un'invasione molte volte scorretta da parte di mezzi e di autisti che vengono senza alcuna tutela, senza alcuna certificazione sui mezzi, con assicurazioni dubbie dai paesi dell'est, e quindi c'è una scarsità di controlli e di fatto c'è una volontà politica di sopportare questo con un mancato beneficio di imprese italiane e triestine che versano poi tributi su questa regione, su questa provincia, su questa città. Ma oggi parliamo di un effetto che va a implementare questo disagio che già metteva in una situazione di difficoltà l'autotrasporto. Il prezzo alla pompa, abbiamo visto, è aumentato il gasolio in maniera sproporzionata. Ricordo che gli autotrasportatori non hanno la famosa tessera regionale, pertanto l'aumento lo ricevono e quindi devono assorbirselo. In questo momento l'autotrasporto è in ginocchio, cioè l'autotrasporto ha proclamato uno sciopero, un'ipotesi di fermo dell'autotrasporto che va dal 25 al 29 maggio. Domani è una data fondamentale, domani Confartigianato assieme ad altre selezionate sigle datoriali che presentano gli autotrasportatori è convocata a Palazzo Chigi, sottolineo a Palazzo Chigi, non presso il Ministero dei Trasporti. Significa che il governo Meloni ha preso molto seriamente la problematica, anche perché Confartigianato ha notificato una ipotesi di fermo dal 25-29 maggio. Sabato avremo a Udine, a Butero per la precisione, un'assemblea regionale degli autotrasportatori dove emergerà cosa domani il governo concederà alle imprese di autotrasporto e se sarà ritenuto sufficiente quello che il governo vorrà fare per le imprese di questa nazione, incluse queste regionali, si valuterà si confermare o meno il fermo dell'autotrasporto. Quindi è una situazione che va in addivenire molto critica, con molte tensioni, con molte insoddisfazioni. Ecco, c'è una situazione che chiaramente è determinata da quello che è successo, ma è una situazione, quella dell'autotrasporto, che già prima dava dei segnali di difficoltà. Sì, l'abbiamo detto in premessa, l'autotrasporto io ritengo sia stato colpevolmente trascurato
da una molteplicità di forze politiche. Abbiamo assistito passivamente, ma anche al porto di Trieste, a un'ondata di mezzi stranieri dove abbiamo tollerato le ore di guida sugli autisti, abbiamo tollerato coperture assicurative molto dubbie, abbiamo tollerato che forse le revisioni di questi mezzi non erano fatte in maniera appropriata per tutti, cosa che è un regime totalmente diverso per le imprese italiane e per i mezzi immatricolati in questo paese, e quindi partivamo già onestamente in forte svantaggio. Questa rischia di essere la mazzata finale. Vi dico di più, c'è stato un percorso all'inizio di apertura di questo governo di rimborso delle accise, non entro in tecnicismi perché diventa molto complesso per chi ci segue da casa capire questo. Adesso il governo ha rimesso mano sulle modalità di rimborso delle accise e di fatto il mio autotrasportatore riesce a scontarsi molto meno. Quindi di fatto all'impresa di autotrasporto sta mancando la liquidità. Quello che di fatto si chiede è una sospensione per almeno 6 mesi di pagamenti previdenziali e retributivi, cioè l'autotrasporto non si può permettere all'autotrasportatore di continuare a versare imposte, di avere costi, che poi un costo primario è il gasolio, lo comprendiamo tutti, con una grossissima difficoltà poi di ribaltare il costo sul committente privato. Stiamo attenti che alcuni committenti in maniera molto onesta hanno riconosciuto, perché è evidente che il prezzo del gasolio è salito e quindi nonostante un contratto fosse stato firmato per quella tariffa chilometrica hanno rimesso mano, ma molte imprese, committenti non hanno rimesso mano, quindi l'autotrasporto di fatto è in ginocchio. Guardate che oggi per andare a patta rispetto alla preguerra un'impresa di un padroncino piccolo dovrebbe aumentare almeno la sua tariffa dell'8% per rimanere come prima. Se non lo fa va in agonia la stessa impresa di autotrasporto. Quindi noi rischiamo che se non facciamo un qualcosa per gli autotrasportatori italiani, io tifo per l'impresa italiana, per l'impresa nazionale, e ritengo anche tutti noi, rischiamo che da qua a pochissimo tempo saremo invasi totalmente da imprese straniere che di fatto prenderanno in mano l'autotrasporto dapprima in questa regione, ma poi si estenderanno a nord-est e poi avremo perso quello che forse era un patrimonio nostro, ma avremo perso imprese. Ricordiamoci che se perdiamo imprese che hanno sede legale in questo territorio, la Regione e lo Stato perdono tassazione. Ricordo che la tassazione che avviene nella Regione Friuli Venezia Giulia va per i 9 decimi di IVA a beneficio della Regione e per i 7 decimi di IRES a beneficio della Regione. Ciò significa che il bilancio regionale ha tutti i vantaggi di avere imprese con sede legale in questa Regione, anche perché gli ospedali di questa Regione si mantengono con la tassazione regionale, quindi è fondamentale che l'impresa che versi i tributi sia italiana e sia di questa Regione. Se abbiamo un'impresa estera che lavora per un'impresa italiana di un committente metalmeccanico, un'industria automobilistica di questa nazione, attenzione che se l'impresa di autotrasporto estera ha sede legale non in Italia, versa i tributi nel suo stato d'origine, quindi il Friuli Venezia Giulia perde totalmente il tributo generato da questo soggetto. Quindi è importantissimo mantenere le imprese in vita, le imprese italiane, e bisogna garantire in questo momento sostegno all'autotrasporto. Certo, anche perché insomma, abbiamo parlato tante volte del fatto che in questo settore, così come in altre aziende, per esempio c'è la fuga in Slovenia, per esempio, anche a creare imprese di imprenditori italiani in Slovenia, poco al di là del confine. Guardi, l'imprenditore in questo momento si sta giustamente guardando attorno e cerca di sopravvivere. È stata molto lungimirante l'iniziativa della Regione, che è arrivata prima del governo e che ha messo a disposizione questa Regione 14 milioni di euro per l'autotrasporto, per la logistica e per alcune categorie che sono state evidenziate come a rischio massimo causa l'aumento del gasolio. Pertanto va fatto un plauso alla Regione che in pochissimo tempo ha ricevuto le principali associazioni di categoria, ha fatto le sue riflessioni ed è orientata ad uscire a breve con un decreto giuntale che vada a ristorare, con modalità ancora da decidersi, però c'è già una posta in bilancio di 14 milioni di euro, pertanto questo potrebbe andare a sommarsi a un'iniziativa del governo, ma domani il governo deve dare una risposta chiara all'autotrasporto, deve ripristinare il sistema di recupero delle accise come era precedentemente, deve dare delle garanzie di sostentamento e di attenzione verso un comparto che sta rischiando moltissimo. State attenti che se si blocca l'autotrasporto, si blocca l'Italia,
Io oggi qua non voglio milantare, ma se noi andiamo a fare un fermo organizzato sull'autotrasporto, significa che i prodotti, tranne quelli previsti giustamente, precettati per normativa, non circolano, quindi diventa molto complesso gestirlo. L'autotrasportatore non è un soggetto capriccioso, è un soggetto che non sta più in piedi, che ha dei contratti già firmati, e per i contratti firmati il committente, se vuole, va a rettificarti il dato. Non è come un preventivo a casa nostra, no? Io faccio un preventivo per rifarmi il bagno, se nel frattempo il prezzo dell'Avendino è quintuplicato, è affare del mio idraulico, ma io ho fatto un preventivo prima, quindi o io sono intelligente che lo capisco come committente e facciamo un accordo, ma se io non voglio fare l'accordo, ritorno sull'autotrasporto, l'autotrasportatore mio paga il prezzo alla pompa, lo deve pagare per quello che è previsto quel giorno, e non abbiamo purtroppo nemmeno a breve termine una data di rientro del pezzo di carburante alla pompa. Questo è il fattore triste. Oggi facciamo una foto, siamo a 80 giorni di conflitto, purtroppo il prezzo, ve l'ho detto dove siamo arrivati, non abbiamo nessuno sa dirci quando ne terminerà la guerra, ma poi quando terminerà. Io ho visto stamattina, c'era il dato, oggi sono passate due navi per il famoso stretto di Hormuz, vedevo le 106 del mese precedente. Allora capiamo tutti che questa cosa non si risolve domani né dopodomani né il prossimo mese, quindi ci sarà questa tensione ancora sui prezzi. La tensione sui prezzi è patita principalmente da una categoria, quella della logistica e dell'autotrasporto, che aveva già dato molto e adesso rischia veramente di implodere. Certo, come dire, il governo in questo senso cosa può fare? Perché poi dal punto di vista degli interventi concreti, no, ribadiamo quella che è la richiesta anche a livello nazionale. Allora, il governo può sospendere il versamento di contributi previdenziali e contributivi per 6 mesi. Alle imprese di autotrasporto può essere data una sospensiva, come sotto il Covid, per capirsi. Il governo rinuncia, non è che sono abrogati, ho detto sospende finché il problema, io dico di 6 mesi, finché il problema non si risolve. Poi il governo deve immediatamente ritornare sul rimborso delle accise per gli autotrasportatori, per quello che aveva fatto precedentemente. Non può cambiare le regole del gioco in corsa, cioè è molto antipatico uscire con una norma che ti dà un minimo beneficio fiscale di liquidità, di recupero delle accise per gli autotrasportatori e poi cambiarle in corsa. Certo signori, sappiamo tutti che abbiamo a che fare con un governo che al di là del colore politico è un governo che ha nella musina pochissime risorse. Avendo nella musina pochissime risorse, le manovre che si possono fare sono molto limitate. Questo è il problema di fondo, quindi siamo tutti coscienti che il costo dello Stato è molto elevato e noi andiamo a chiedere un qualcosa che di fatto costa, quindi noi andiamo a proporre per far sopravvivere le imprese di autotrasporto che lo Stato incassi meno. Ovvio che lo Stato può dirti sì, io incasso meno, però devo tagliare da qualche altra parte. È un effetto antipatico del principio dei vasi comunicanti. E dove taglia il governo se i miei autotrasportatori versano di meno? Il gioco sta tutto qua. Però noi rischiamo che se non andiamo incontro oggi ad una categoria, e ritorno, questa regione sarà ancora fortunata perché una regione che è stata estremamente ben amministrata, ha messo da subito una risorsa molto importante sul settore dell'autotrasporto e non solo, e sulla logistica, quindi darà 14 milioni di euro, per le imprese regionali è già un dato, le imprese nazionali sono scoperte di questo. Attenzione che poi bisogna fare un calcolo tra quante imprese ci saranno anche in regione, che benefici ci sarà, ma è comunque un segnale di attenzione. Ecco, il governo, ma ritengo che l'abbia capito perché ha visto la volontà di Confartigianato di fare un fermo, ha convocato Palazzo Chigi, domani in tutta Italia sabato si fanno assemblee regionali degli autotrasportatori e quindi ci riaggiorneremo, io spero con notizie confortanti, ve lo dico, nella giornata già di sabato, dove avremo, o già di domani sera, quando avremo un responso delle aperture che Palazzo Chigi dà. Ritengo che se c'è una convocazione, ritengo che il governo ha compreso che la situazione è molto critica. Certo, certo. È una situazione che chiaramente seguiremo anche noi con i nostri servizi nel corso dei nostri telegiornali. Io vi do appuntamento a tra poco alle 13:20 per il telegiornale Meridiano, che peraltro si aprirà con un episodio di una nuova maxi rissa che ha preoccupato non pochi i residenti della zona di Barriera Garibaldi. Ringrazio ancora il direttore generale del Friuli Venezia Giulia di Confartigianato, Enrico Eva. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, a risentirci. A tra poco.
Bentrovati, una nuova edizione meridiana del nostro telegiornale che si apre con la cronaca e con una nuova maxi rissa tra giovani, fra bande nel centro di Trieste, dopo l'episodio di 2 sabati fa in via Lazzaretto Vecchio. Questa volta le gang che insomma vanno definite criminali, visto quello che usano per darsele, cioè spranghe, mazze, coltelli ma anche tenaglie, si sono spostate nella zona di via Pascoli, via Manzoni e piazza Garibaldi, dove la scorsa notte è successo questo. Si fronteggiano a colpi di mazze e spranghe, poi quando non hanno più cosa lanciarsi addosso vengono al corpo a corpo fra calci e pugni, scene da Fight Club, quelle vissute dai residenti di via Pascoli e Manzoni poco prima delle 23 di ieri sera, mercoledì 20 maggio, e proprio dai palazzi sovrastanti, fra lo spavento e la paura di veder danneggiata la propria auto in sosta, è stato girato questo filmato. Almeno 20, secondo la questura, i giovani che si sono fronteggiati nel nuovo preoccupante episodio di violenza. I residenti parlano addirittura di 30 soggetti. Stando alla polizia intervenuta sul posto con 2 volanti più una pattuglia dei carabinieri, si tratta degli stessi protagonisti dell'episodio di sabato 9 maggio in via Lazzaretto Vecchio, nella zona della Movida. Stavolta la baruffa fra bande rivali, non è chiaro perché si fronteggino, spaccio o controllo del territorio in stile Maranza, si è spostata nella zona di piazza Garibaldi, in barriera, per poi diventare ancora più cruenta nelle vie limitrofe. Tra i protagonisti ci sono italiani, pakistani e marocchini, sia maggiorenni che minorenni. Una decina di questi, identificati, interrogati sul posto, erano coinvolti anche nell'episodio precedente. Gli agenti hanno sequestrato 3 spranghe, 2 mazze e un coltello che erano stati nascosti sotto le auto in sosta. Tra i vari oggetti rimasti a terra lungo la via, come vedete, anche delle tenaglie, come si nota in questo video registrato da Trieste All News. 2 le ambulanze chiamate per la medicazione dei feriti, anche se a quanto pare gran parte dei soggetti più violenti sono riusciti a scappare prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Sono in corso le acquisizioni delle immagini dei circuiti di sorveglianza del circondario, mentre sui soggetti noti si attendono denunce o eventuali DASPO urbani. Allora, una settantina di migranti sono stati individuati nel magazzino 19 del Porto Vecchio, alcuni dei quali avevano ricevuto un biglietto di invito della questura di Trieste o di altre questure. Oltre 60 di questi entreranno nel programma di accoglienza gestito dalla prefettura di Trieste e saranno assegnati in strutture della provincia. Lo rende noto la questura, precisando che i migranti sono stati individuati nel corso di controlli iniziati questa mattina, decisi dopo numerose segnalazioni ed esposti. I controlli hanno riguardato sia il magazzino 19 che gli immobili attigui, finalizzati appunto a verificare la presenza di immigrati e la loro posizione sul territorio nazionale. L'operazione è condotta da personale della Polizia di Stato, della Questura, da reparto mobile, carabinieri e unità cinofile della Polizia locale. Il Comune si aggiudica all'asta l'ex macello di Prosequo, proseguendo il suo iter per il ripristino della struttura. Il sindaco di Piazza ha difeso questa scelta questa mattina al microfono del nostro Bernardo Gulotta, nonostante le oltre 750 firme sottoscritte da parte dei contrari al progetto. Il Comune di Trieste si aggiudica la struttura dell'ex macello di Prosecco messa ad asta per l'importo di 222.000 euro, a fronte di una disponibilità apportata dalla Regione di 400.000 euro. Con la firma sull'atto ora il progetto di ripristino del mattatoio potrà prendere vita. Il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza ha sentito gli altri sindaci dei comuni limitrofi, in primis Igor Gabrovec, primo cittadino di Duino Risina, con i quali ha trovato un'intesa. Abbiamo avuto 400.000 euro dalla Regione, abbiamo chiuso 222, era 202 ma 20.000 per i pulissi, sono dovuto vedere, che tu hai visto che era
piena di spazzatura, e dopo le osmize del Carso hanno chiamato tutti i sindaci, sono tutti d'accordo, però come sempre abbiamo 700 firme contro. Abbiamo bisogno di queste cose, non so, il mio amico Franz uccide 40 maiali all'anno, dopo d'accordo, però insomma lo smizza esiste, le osmize esistono, i ristoranti esistono, per cui secondo me abbiamo fatto una cosa molto buona. Il tutto in un momento in cui la raccolta firme di chi viceversa si oppone all'apertura del macello ha raggiunto al momento quota 4.450 sottoscrizioni online sul sito change.org e le circa 750 firme cartacee di cittadini, comitati e associazioni che ritengono il progetto un danno per l'ambiente, per l'aumento del traffico e odori molesti, all'acqua con il rischio contaminazione, alla salute con il rischio di diffusione di malattie da animale all'uomo, nonché economico con una spesa giudicata uno spreco di risorse pubbliche. Sai, sono abituato ormai, però non pensavo a 750 firme, perché è una cosa che serve quella lì, perché non possiamo mica mandare i nostri agricoltori a uccidere i maiali in Veneto, no? Almeno spero che sia così. Ci colleghiamo ora con la sala operativa della Polizia Locale, dove c'è l'amico commissario Fulvio De Grassi per tutte le novità della giornata. Buongiorno. Sì, buongiorno Stabile, lei e tutti i cittadini in ascolto. Iniziamo con il dire che è stata una giornata abbastanza movimentata per quanto ci riguarda, numerose telefonate, fortunatamente non per cose gravi, ma numerose informazioni o segnalazioni da parte dei cittadini. Quanto riguarda gli incidenti, stiamo rilevando un tamponamento in largo barriera, automoto, non dovrebbe essere niente di grave, non vedo dalle telecamere, non li vedo, penso si siano già spostati. Poi c'è stato un investimento di pedone in piazza Ospedale, anche qua sembra niente di tale, un incidente nel rione di San Giacomo con ferito ma solamente lesioni lievi, e stiamo rilevando anche un incidente solo danni sulla statale 202 Bivio H, un po' più sotto, sembra un pneumatico, staccatosi da qualche autocarro che ha colpito un'auto. Per quanto riguarda il resto, nel pomeriggio abbiamo in programma la partenza di una gara motoristica denominata Mitteleuropean Race, una gara di regolarità che partirà da Piazza Unità in direzione di Butrio, perciò ci sarà un po' di movimento verso quell'ora, ripeto, alle 15:45 per l'uscita, fuoriuscita dalla piazza delle macchine. Alle 20 in programma il Palasport, la gara di playoff tra Trieste e Brescia di basket, attesa una notevole affluenza, perciò anche lì ci potrebbero essere dei rallentamenti in zona Palasport di via Flavia. Dalla mezzanotte di questa sera fino alle 24 del 25 di maggio ci saranno dei divieti di sosta fissi in Piazzale delle Puglie per lo svolgimento poi di una manifestazione. Ripeto, Piazzale delle Puglie sotto il vecchio Palasport di Carbola. Continuano i lavori di asfaltatura notturna, via Milano è già stata fresata, attenzione a tal proposito nel transitare lungo la stessa, ci sono i scalini tra vecchio asfalto e la fresatura. Dovrebbero poi proseguire dopo la via Milano anche in via Reti, zona Piazzale San Giovanni. Da ricordare sempre riguardo Altipiano, chiusa la Galleria Carso della GVT in direzione Trieste fino al 30 maggio, attenzione, ci sono gli svincoli, l'uscita obbligatoria a Padrizzano. Il traffico al momento è tranquillo, da quanto posso vedere dalle nostre telecamere, quindi vi restituirei la linea. Grazie al commissario De Grassi. Proseguiamo stasera, torna l'appuntamento con Ring, in studio con Ferdinando Avarino, Antonio Caligaris della Lega, Serena Pellegrino di Autore Verdi e Sinistra, Manuela Celotti del PD, Claudio Giacomelli di Fratelli d'Italia. Poi un'intervista a Maurizio Paniz, avvocato di Elvo Zornita, che replica a Ezio Zendran sulla vicenda Una Bomber. Poi
Poi sondaggio, bimbi in gita dai migranti, progetto da replicare? Sì, 0422 16 26 691, no, 0422 16 26 690. E proprio in merito appunto alla gita di classe in Piazza Libertà tra i migranti organizzata dalla quinta classe elementare della scuola di Marostica con diciamo così sul posto i volontari di Linea d'Ombra, abbiamo sentito ieri il ministro dei trasporti e delle infrastrutture a margine di un incontro a Mestre, ovviamente parliamo di Matteo Salvini. Un commento sul caso degli alunni di Marostica che sono andati in gita a Trieste a partecipare a questo progetto di aiuto per i migranti. Non l'ho seguito, ho solo sentito le motivazioni di uno degli educatori che riteneva che non si possa definire qualcuno clandestino. Insomma, c'è una legge. Quindi è bello educare i bambini alla curiosità, al rispetto di ogni essere umano, però si entra e si rimane in Italia se si ha il diritto di farlo, perché un conto è l'immigrazione positiva, regolare, e Mestre ne è un esempio, un conto è l'abuso, il caos, l'anarchia, l'illegalità, la clandestinità, che i nostri figli vengano educati all'illegalità non mi sembra una cosa intelligente da fare. Questo prescinde da questioni religiose, culturali, etniche. Ci sono delle leggi, chi non rispetta delle leggi non ha il diritto di rimanere in Italia, appunto. Allora, queste le parole del Ministro dei Trasporti Salvini, poi in giornata il nostro Bernardo Gulotta ha sentito i pareri dei consiglieri regionali su questo tema che tratteremo questa sera nella trasmissione di Ferdinando Avarino a partire dalle 21:10. Il sondaggio lo ribadiamo, bimbi in gita dai migranti, progetto da replicare, sì o no, le chiamate sono gratuite. E allora sentiamo invece i rappresentanti del Parlamentino di Piazza Auburn. Rimangono marcate le distanze politiche sull'iniziativa della scuola di Marostica che ha accompagnato alcuni studenti in Piazza Libertà a Trieste nell'ambito di un progetto di educazione civica per constatare dal vivo il tema dei diritti umani. Attività che ha sollevato un gran polverone politico rispetto alla necessità o meno di far presenziare gli alunni in quel contesto, noto anche per fatti di cronaca nera che hanno scosso l'opinione pubblica. Ritengo che un progetto scolastico non debba essere oggetto di censura da parte di nessuna parte della politica, anzi ritengo lodevole quello che è stato portato avanti da parte di questa scuola, perché le nuove generazioni devono essere coscienti di quello che accade, si deve sensibilizzare rispetto a un tema che purtroppo è oggetto di scontro politico. Portare dei ragazzini così piccoli in quel luogo ha tutto il sapore di una provocazione pura nei confronti di tutte le istituzioni presenti sul territorio, rimarcando che comunque oggettivamente spetta all'autonomia degli singoli istituti decidere quale attività fare. Mi domando però se le famiglie di quei bambini siano state avvisate per esempio del fatto che quello non è semplicemente il luogo della solidarietà, ma il luogo dove semplicemente qualche giorno prima, qualche ora prima era avvenuto un accoltellamento con dei contorni poco chiari. Non trovo ci sia nulla di riprovevole nel voler far conoscere ai bambini e ai ragazzi anche le situazioni di difficoltà con cui si fa quotidianamente i conti, le situazioni di sofferenza. Certe sparate come quella di preannunciare verifiche conlegali rispetto a ipotesi di reato chiaramente inesistenti fanno parte di quei clamori di cui non abbiamo assolutamente bisogno. Proprio in Piazza Libertà, di fronte ai professionisti dell'accoglienza, molto strabici, non hanno visto che dall'altra parte della piazza c'era un italiano a terra che stava gemendo nell'indifferenza generale. Però era un italiano, 64 anni, nato in via Baiamonti, figlio di esuli, orfano da bambino in orfanotrofio, una vita disgraziata, vedovo. È una anomalia vedere un italiano che sta male ed è fuori dal circuito dei professionisti dell'accoglienza, quando dall'altra parte abbiamo convegni, fotografi, scuole e quant'altro. Ecco, questa grossa differenza fra persone disgraziate di serie A e disgraziati di serie B, solo perché parlano dialetto triestino, che forse non viene capito nei circoli radical chic dell'italiano forbito.
Un giorno da speleologo, sono state battezzate così le escursioni in grotta a Basovizza, in programma sabato 23 maggio in occasione della settimana del Geoparco transfrontaliero Carso-Cras 2026 organizzate dal Club Alpinistico Triestino. Vediamo. 15 metri rispetto. Un giorno da speleologo. Il Club Alpinistico Triestino accompagna il pubblico alla caverna 3 ad est di Basovizza per la settimana del Geoparco transfrontaliero Cras-Carso 2026. Appuntamento sabato 23 maggio. Le visite saranno organizzate in 2 turni, al mattino dalle 10 alle 12 e nel pomeriggio dalle 15 alle 17, con accessi limitati a 40 persone per turno. Ai partecipanti verrà fornito un caschetto completo di illuminazione, mentre si consiglia di portare una luce di ricambio ed indossare un abbigliamento adeguato all'ambiente ipogeo. Rispondendo un po' a quello che è il nostro grande obiettivo, è quello di far conoscere il mondo ipogeo, il mondo delle grotte, farlo conoscere da un punto di vista scientifico, da un punto di vista naturalistico e anche storico, perché questa grotta, pur essendo una grotta diciamo piccola e di facile accesso, è veramente una grotta molto ben fornita di elementi naturalistici e anche di elementi storici. È una grotta che è stata pulita dal forestale alcuni anni fa e che noi usiamo molto spesso per la didattica che svolgiamo come Club Alpinistico Triestino. Accanto alle esperienze in grotta sarà allestita la mostra Un anno da Pipistrello, con un percorso composto da 12 pannelli espositivi. Particolare interesse rivestirà anche la postazione microscopia curata dal dottor Sergio Dolce, che permetterà di osservare reperti e dettagli invisibili a occhio nudo. La postazione sarà dotata di un microscopio digitale collegato a un proiettore. Per arrivare basta superare il laghetto di Basovizza. La prima strada sterrata a destra conduce al punto d'incontro. Visita libera. La visita è libera e anche gratuita. Voglio precisare che subito dopo il laghetto, quello che si trova in paese, ecco, non quello della strada imperiale, praticamente quasi di fronte o subito dopo, di fronte al laghetto, c'è questa carareccia che porta ad uno slargo, ad uno spiazzo molto ampio dove si può tranquillamente parcheggiare. Allora, questa sera alle ore 20 al Pala Rubini, grande appuntamento con gara 3 di playoff di quarti di finale fra Pallacanestro Trieste e Germani Brescia. La serie è in perfetta parità sull'1-1 dopo la vittoria in gara 1 della Pallacanestro Trieste in trasferta per 90-92, la sconfitta invece in gara 2 per 90-82, seguita peraltro in diretta nel corso del Caffè dello Sport. Tanti temi della partita. Coach Francesco Taccetti ha presentato così la sfida. Arriviamo a gara 3 di questa serie playoff, consapevoli di aver disputato 2 partite di alto livello. Anche in gara 2, pur senza trovare la continuità offensiva per lunghi tratti, siamo sempre rimasti dentro la partita, riuscendo più volte a ricucire il divario nel corso dei 40 minuti e arrivando a giocarci il risultato finale negli ultimi possessi. La squadra ha dimostrato voglia, energia, aggressività ed è da lì che vogliamo ripartire, consapevoli di poterci giocare le nostre possibilità. Tutto ciò questa volta finalmente davanti al pubblico di casa, in quella che si prospetta come una bolgia, perché ci sarà anche la curva nord. Questo insomma la conferma che arriva anche oggi dopo l'ipotesi della protesta per la situazione societaria ancora imgarbugliata circa il futuro del basket triestino. La curva nord ha deciso però di esserci questa sera, comunque supportare la squadra all'interno del palazzetto in un appuntamento così importante, perché ricordiamo Trieste ha gara 3 oggi in casa e gara 4 sabato. Potrebbe chiudere la serie in casa? Potrebbe pareggiarla, potrebbe perderla, certo, però è una grandissima opportunità cestistica. Poi c'è l'altro tema, ci sarà o non ci sarà il presidente Paul Matjasic al Palasport? Sappiamo che il presidente Paul Matjasic è atterrato in Italia, è arrivato in zona, non ha pernottato a Trieste ma altrove a quanto pare per questioni di sicurezza imposte dall'apparato di sicurezza della questura. Non si sa se avrà o meno degli incontri istituzionali in giornata e se sarà o meno presente al palazzetto. Lo sapremo solo nel corso della giornata e naturalmente poi al Palasport, dove questa sera ci sarà l'importantissima sfida di playoff, gara 3
fra Trieste e Brescia. Noi ci fermiamo per la pubblicità, ci ritroviamo tra poco per la seconda parte del nostro TG. Allora, bentrovati con il nostro telegiornale. In corso di discussione in Consiglio regionale la proposta dell'assessore Riccardi per aumentare le garanzie a tutela del lavoro dei volontari della protezione civile, in particolare dal punto di vista assicurativo. Sentiamo Laura Buccarella. Più tutele per il volontariato di protezione civile è il senso della proposta inserita nella legge multisettoriale dall'assessore regionale Riccardi, che mira a offrire uno strumento aggiuntivo e mirato alla protezione economica per i volontari chiamati a rispondere in sede giudiziaria per i fatti legati al loro impegno nelle emergenze sul territorio. Un'esigenza che nasce dalle conseguenze della tragedia di Preone di 3 anni fa, con la condanna in primo grado del sindaco e del coordinatore per la morte di un volontario durante un intervento. Noi siamo impegnati in un pacchetto di strumenti che consentano al nostro volontariato insostituibile del sistema di protezione civile di avere sempre maggiori tutele. Noi adesso interveniamo con un'altra misura che tiene conto di ulteriormente alzare i livelli di riconoscimento in casi che possono generarsi davanti a profili di presunta responsabilità, dove ai volontari in caso di procedimenti giudiziari o richieste risarcitorie si possano aumentare quelle che sono le protezioni legate a polizze assicurative che consentono, quindi a quello che già c'è ulteriormente miglioriamo questa cosa, perché crediamo che questa sia un'altra azione importante a tutela di questa grande organizzazione, lavoro che viene riconosciuto e mi pare che nel corso di quest'anno sia stato ovviamente riconosciuto da tutti, a partire dal Presidente della Repubblica e dal Presidente del Consiglio in occasione del Consiglio regionale straordinario del 6 maggio. Allora, la Regione Friuli Venezia Giulia ha acquistato l'ex Iutificio di Via Svevo a Trieste, dove sorgerà la nuova centrale operativa del 118. L'intervento prevede demolizione e ricostruzione dell'area per una struttura più moderna e efficiente. La Regione Friuli Venezia Giulia ha acquisito dall'Agenzia del Demanio l'ex Iutificio di Trieste, il compendio immobiliare che si trova tra la via Svevo e via dei Lavoratori, destinato a ospitare la futura centrale operativa del 118. Il contratto di acquisto è stato sottoscritto il 18 maggio dalla Direzione Patrimonio Regionale per un valore di 500.000 euro, finanziati interamente con risorse della Regione. L'area individuata comprende l'ex Iutificio in stato di degrado esteso su oltre 3.600 metri quadrati, che sarà demolito e successivamente ricostruito. L'intervento punta a realizzare una nuova struttura dedicata all'emergenza sanitaria, progettata secondo standard operativi aggiornati e funzionali alle esigenze del servizio. C'era questo immobile che era di proprietà del Demanio, che era lì da molti anni inutilizzato, un edificio anche importante che ha una sua storia, e quindi averlo acquistato significa promuovere una riqualificazione importante. Ma poi abbiamo dato risposta a quello che era l'esigenza di un immobile sede del 118. Come diceva lei, la sede del Porto Vecchio è stata esclusa perché purtroppo veniva in una situazione di urbanizzazione un po' particolare. Lì, diciamo, il posto è adatto e quindi andiamo nella direzione di fornire a Trieste una sede qualificata, molto importante, innovativa, che sarà a disposizione della città e che quindi andrà incontro a quella che era l'esigenza di avere una struttura veramente a servizio dei cittadini. La riconversione dell'area e la realizzazione della nuova sede saranno seguite dalla Direzione Salute della Regione. L'obiettivo è dotare Trieste di una centrale operativa più moderna ed efficiente, in grado di migliorare l'organizzazione del sistema di emergenza e urgenza e garantire tempi di risposta più rapidi sul territorio. Allora, al via la campagna informativa per i volontari della sicurezza Muggia. Sentiamo il sindaco Paolo Polidori. Questa dei volontari della sicurezza sarà una straordinaria occasione per i cittadini di Muggia per essere protagonisti, per partecipare in prima persona a quella che è la salvaguardia del territorio dove vivono. Questa non vuol dire che Muggia sia una cittadina dove ci sono problemi di sicurezza, se no magari in determinate occasioni, per il carnevale estivo, oppure all'inizio della stagione balneare come quelle che stiamo per affrontare. E quindi quale maggior possibilità
da parte dei cittadini di dare un segnale, un contributo per quanto riguarda proprio il principio della comunità o della salvaguardia della sicurezza propria e dei propri figli, perché questo è un sistema che ha un forte valore deterrente per quanto riguarda possibili sviluppi futuri, per quanto riguarda il deterioramento di quello che è la sicurezza nella nostra cittadina, e per cui è importante prendere attivamente mano subito, e quindi questo è un invito a tutti coloro i quali ci tengono alla propria città, al decoro e alla sicurezza di Muggia, di partecipare attivamente ai volontari della sicurezza. Allora, inizieranno con la commemorazione di domenica 24 maggio le iniziative per il centenario del Parco della Rimembranza di San Giusto. Nella ricorrenza del centenario del Parco della Rimembranza, il Comune di Trieste mette in campo una serie di iniziative culturali. 3 le linee di intervento: la commemorazione di domenica 24 maggio al Parco della Rimembranza a cura dell'Istituto Nazionale del Nastro Azzurro in coorganizzazione con il Comune di Trieste, il concerto celebrativo al Politeama Rossetti di sabato 30 maggio con l'Orchestra di Fiati del Conservatorio Giuseppe Tartini e in collaborazione con la fanfara della Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli, la cui gestione organizzativa è stata affidata all'associazione Parleranno le Pietre, e la mostra prodotta dai musei storici del Comune, programmata in autunno al Museo di Guerra per la Pace Diego de Enriquez, a partire dal patrimonio della fototeca dei civici musei di storia e arte. L'ultimo degli investimenti che faremo sarà proprio in questa attività didattica. Noi oggi abbiamo fatto degli importanti lavori, soprattutto nel Museo del Risorgimento, ma anche al De Enriquez, se lo stiamo rilanciando, stiamo rivedendo un po' tutte quelle che sono anche le sezioni un po' trascurate, che appunto dall'occupazione nazista alla caduta della Jugoslavia, una parte che manca della storia, ma non solo. Abbiamo fatto degli investimenti alla Risea di San Sabba, ricevuto 4,5 milioni dal Ministero dei Beni Culturali, per non parlare della Foiba di Basovizza, che anche lì ha un finanziamento. Oggi sono 4 siti, soprattutto gli ultimi 3, no? che compongono questa scacchiera di cui fa parte anche il Parco della Rimembranza, ma anche tutte quelle che sono le attività delle associazioni che si muovono. No? È tutto per il TG Meridiano, ci rivediamo questa sera alle 19:30, questo è ancora il sondaggio per la puntata di questa sera di Ring. Restate con noi.